È il momento della verità, quello dei conti da sanare e delle decisioni da prendere. Il futuro delle due banche venete alle prese con una ricapitalizzazione da 6 miliardi e 400 mila euro, una cifra che mette i brividi a qualsiasi investitore, passa ora da Francoforte, ovvero dal giudizio della BCE sulla solvibilità di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La prima ha chiuso il 2016 con un rosso di 1,5 miliardi, che sale a 1,9 miliardi per Popolare di Vicenza, cifre che spengono ogni entusiasmo, ma una buona notizia sembra arrivare da Oltralpe. L'ok della BCE farebbe sfumare innanzitutto la paura del bail-in, ovvero del salvataggio da parte dei creditori, compresi gli obbligazionisti senior e i correntisti sopra i 100.000 euro. Ma la strada è tutt'altro che in discesa, perché anche in presenza di un via libera alla ricapitalizzazione e al nuovo piano industriale bisogna trovare la stratosferica cifra di 6 miliardi e 400 milioni. Ben più quindi dei 5 miliardi ipotizzati fino ad ora. Ufficiale già comunicato a Veneto Banca e al Tesoro, che a questo punto apre la strada a un intervento pubblico a salvataggio delle due banche, che però non può prescindere necessariamente dall'autorizzazione dell'antitrust europeo, che ad oggi sembra ben orientato a decidere in tempi brevi a favore di questa soluzione, che mette al riparo solo temporaneamente i due istituti, che dovranno mettere a punto contestualmente un piano di rientro che preveda anche dei tempi di uscita dello Stato dal capitale. Sarà quindi comunque una strada molto dolorosa, che non potrà prescindere con tutta probabilità da un forte ridimensionamento sia in termini di strutture che di dipendenti per entrambe le banche. Una situazione ancora non chiara, che probabilmente ha contribuito alla fuga dei correntisti e all'incremento delle perdite, che per Veneto Banca sono raddoppiate rispetto al 2015. Per questo le due banche hanno chiesto l'emissione di nuovi bond senior, quelli maggiormente garantiti, ma il cui andamento sta ovviamente risentendo di tutta questa incertezza.